Rieccoci, buonasera a tutti e benvenuti a Osservatorio Akragas, è la sesta puntata, tanti gli argomenti che tratteremo questa sera, tanti gli ospiti in studio, parleremo della crisi societaria dell'Akragas che sta per avere una piega molto positiva, poi parleremo della sconfitta dell'Akragas contro la Paganese e del prossimo turno contro la Casertana in programma sabato a Caserta. Ma l'Akragas giocherà in casa anche il 6 dicembre contro il Cosenza. Dunque tanti gli argomenti che affronteremo in questa sesta puntata. Vi presento gli ospiti, sono qui con noi l'allenatore della squadra Under 15 dell'Akragas, Giuseppe Vigneri. Buonasera e benvenuto. Il dirigente della squadra Under 15 è un tifosissimo dell'Akragas, Alfonso De Leo. Ciao Alfonso e benvenuto. Ciao. E poi un altro collaboratore, dirigente dell'Under 15, Salvatore Palumbo. Buonasera e benvenuto. E sempre per l'Under 15 abbiamo il capitano, il portiere dell'Akragas, il giovanissimo Matteo Costantino. Ciao e benvenuto. Passa il microfono perché abbiamo da presentare anche il super tifoso dell'Akragas, Lillo Ministeri, che torna ad Osservatorio Akragas. Buonasera, grazie per avermi invitato, per avermi dato questa occasione sicuramente importante. Tu lo sai, partecipo alla tua trasmissione con grande piacere, perché quando si parla di Akragas, quando si parla di sport, è un piacere averti qui con noi. Presente. Microfono per il collaboratore di ForzaAkragas.it, Gaetano Di Caro. Ciao Gaetano, benvenuto. Ciao Davide, buonasera a tutti. Un altro super tifoso dell'Akragas, Roberto Arnone, che torna ad Osservatorio Akragas. Ciao Davide, grazie sempre, Buonasera. Accetto l'invito con tanto piacere, grazie. Buonasera anche a te, benvenuto. Allora, iniziamo subito, parliamo della società Akragas, la società Akragas che in settimana ha diramato un comunicato stampa molto importante, ha parlato il presidente Silvio Alessi che non se la sente di lasciare l'Akragas, Alessi che rilancia le sue ambizioni per quanto riguarda la guida della formazione bianco-azzurra, la guida societaria. E allora ne parliamo con Giuseppe Vigneri che fa parte dell'Akragas, della famiglia Akragas. E allora le ultime novità in casa bianco-azzurra, Alessi che rinnova la sua fiducia al timone dell'Akragas ma cerca nuovi soci per il rilancio del calcio akragantino. Giuseppe. Sì, Davide, io credo che innanzitutto questo sia l'ennesimo atto d'amore del presidente Alessi nei confronti innanzitutto della città e in particolar modo dei tifosi dell'Akragas, quindi un atto d'amore che i tifosi devono in qualche maniera, come dire, dimostrare di meritare, no? Essendo vicini come non mai in questo momento di difficoltà societaria appunto alla squadra stessa. Per quanto riguarda i nuovi soci, sono sicuro che se il Presidente come dire, inizia un'azione, ecco, una ricerca di nuovi soci importante, certamente la porterà a termine e certamente quindi tirerà fuori l'Akragas da questa impasse che si è creata e probabilmente rilancerà anche in maniera forte per il prossimo anno. Sei fiducioso per il futuro imminente dell'Akragas dal punto di vista societario? Ma io sono fiducioso perché so che il presidente Alessi, l'amministratore Tirri sono tutte persone che remano sicuramente verso una direzione positiva e quindi sono sicuro che in qualche maniera cercheranno di fare il meglio per venire a capo della situazione e portare a termine la stagione nel miglior modo possibile. Parlavi del dirigente Peppino Tirri, il quale ha avuto l'incarico direttamente dal presidente Silvio Alessi di costruire il nuovo organigramma societario, di trovare nuovi soci per il rilancio del calcio akragantino. Ne parlo con Alfonso De Leo. Siete ottimisti voi tifosi, perché parli anche da tifoso akragantino, dopo le ultime dichiarazioni di Silvio Alessi? Sono molto ottimista perché già Silvio Alessi ha dimostrato negli anni di essere un dirigente passionale che ama l'Akragas e ama questa città e questo è importante come trade unione tra società e tifosi. Un commento anche da Salvatore Palumbo per quanto riguarda le ultime novità in casa Akragas. È una cosa molto positiva, perché così magari non ci sono problemi, diciamo, di finanziamento e di tante cose, diciamo. Vado a parlare adesso con Lillo Ministeri, super tifoso dell'Akragas. Hai seguito tutte le partite dei biancoazzurri in questa stagione in Lega Pro, la seconda consecutiva dell'Akragas in Lega Pro. Ti rassicurano le ultime dichiarazioni di Silvio Alessi, il quale ha detto: non me la sento di abbandonare l'Akragas perché è una mia creatura, è la mia squadra del cuore, però lancia anche un appello: fatevi avanti per aiutarmi a sostenere finanziariamente l'Akragas. Lillo. Io non vorrei innescare un tono polemico nel mio intervento, però vorrei riportare alla memoria un po' di tutti, sia dell'ambiente dirigenziale che anche dell'ambiente proprio prettamente della tifoseria.
L'anno scorso, quando l'Agragas andava male, quando ci sono stati i nuovi innesti di Turgerov, Muscat, Grea e Di Grazia, quando la squadra inanellò 8 vittorie consecutive e ci portò in auge, dopo abbiamo avuto pure Rigoli premiato come miglior allenatore, insomma si parlò dell'Agragas in un modo eccezionale, in un modo meraviglioso. L'unica cosa che mi ricordo che non è stata presente la presenza dei tifosi allo stadio. Cioè io non capisco come mai in quel momento, quando diciamo, avevamo raggiunto una sorta di equilibrio, una sorta di quadratura, quando tutto funzionava bene, la tifoseria, io mi ricordo col Catania, quando vincemmo 3-2, eravamo poco più di 2000, smentitemi se forse ricordo male. Allora la cosa più importante secondo me oggi è quella che si deve assolutamente partire da questo, cioè il pubblico deve essere più vicino. Proprio in questi momenti si vede proprio l'unione di tutto l'ambiente che deve far sì di muovere qualcosa in positivo e invogliare questi nuovi soci e vedere che comunque da parte nostra, da parte di tutta la tifoseria, c'è un ambiente caldo, affezionato, vicino alla squadra. Cioè non è che è stato bello quello che è accaduto col derby, col Messina, che hanno scelto proprio quell'episodio, quella partita chiave per praticamente fare quella protesta. Io penso che ci potevano essere modi, condizioni, tempi sicuramente diversi, non nel derby. Certo, non è il derby di 20-30 anni fa, quando veniva il Messina, quando veniva il Palermo, mi ricordo c'era un'atmosfera del tutto diversa. Però credimi, da sportivo, da tifoso, essere in tribuna e vedere nella mia sinistra la tifoseria messinese che l'ha fatta da padrona, sicuramente io non ci sono rimasto bene. E sicuramente anche i media avranno registrato questa cosa in maniera negativa. E allora io l'appello che faccio, a parte il discorso tecnico, se eventualmente poi ci sarà occasione di parlare, certo. Io il mio appello accorato più di una volta è quello che praticamente tutti dobbiamo andare allo stadio per dimostrare l'affetto alla squadra e all'ambiente. Sentiamo Gaetano Di Caro, collaboratore di ForzaAgragas.it, sulle ultime novità in casa bianco-azzurro dal punto di vista societario, le dichiarazioni di Silvio Alessi. Ma possono fare semplicemente piacere, perché comunque dopo che la settimana scorsa appunto c'erano state prima le sue dichiarazioni di un possibile addio, seguite poi da quelle Giavarini, adesso è ritornato di nuovo sui suoi passi, come io comunque immaginavo, perché Alessi appunto è stato uno degli artefici se l'Agras adesso è Lega Pro. E ricordiamolo che lui era dall'eccellenza, appunto è riuscito a portarla fino a questa categoria. Certo, adesso bisognerà trovare nuovi imprenditori, perché comunque, come ha dichiarato lui stesso, solo non la può mantenere. Sono comunque abbastanza fiducioso e convinto che si troveranno e che comunque l'Agras manterrà questa categoria. Sentiamo Roberto Arnone, altro super tifoso dell'Agragas, sul comunicato stampa di Silvio Alessi. Le sue parole ti hanno rassicurato per il futuro bianco-azzurro, un futuro positivo? Penso proprio di sì, Davide, perché Silvio Alessi è prima di essere il presidente dell'Agragas, è il primo tifoso dell'Agragas, ama l'Agragas, sa meglio di noi che l'Agragas è il patrimonio di un'intera città. Per cui mi unisco all'appello dell'amico Lillo, perché io dico una cosa, la forza di una squadra è il 12° uomo in campo, il 12° uomo in campo sono i tifosi. E quando faccio un paragone, in famiglia tutto va bene, però dico, in questi momenti in cui i risultati non arrivano, l'Agragas sta scendendo sempre di più in classifica, questi sono i momenti in cui il pubblico, il tifoso deve fare il tifoso, deve essere quell'uomo in più che sta vicino a un ammalato. Quando c'è un ammalato ci si sta vicini per curarlo, e questo è il momento in cui dobbiamo stringerti tutti attorno alla squadra, senza i se e i ma, senza fare polemiche sterili che non servono a niente, e dobbiamo dimostrare un atto di affetto e di amore verso questa squadra. Per cui mi unisco all'appello, tutti dobbiamo andare al campo e dobbiamo stare vicini all'Agragas. Ritorno da Giuseppe Vigniera, allenatore dell'Under 15 dell'Agragas, ancora per commentare le parole di Silvio Alessi, che non le manda a dire ai giocatori dell'Agragas: tolleranza zero contro la squadra. Sì, beh, è chiaro. Cosa c'è
dietro queste parole Presidente, di Silvio Alessi? credo che Voglia di riscatto, voglia anche di rifarsi in campionato. Io credo che il Presidente da un lato sia consapevole del fatto che i calciatori sono sicuramente giovani, sono sicuramente con un'esperienza limitata forse per la categoria e quindi in qualche maniera vanno, come dire, tutelati. Però è altrettanto vero che probabilmente proprio perché è necessaria un'azione di rilancio anche appunto tecnica, bisogna in qualche maniera andare a stimolarli, andare a spronarli, andare a cercare di fare in modo che tirino fuori il massimo possibile, perché comunque sono pur sempre calciatori che giocano nell'Akragas e che quindi hanno una maglia importante addosso. Quindi credo che le parole del Presidente Alessi, ecco, vadano in questa direzione, vogliono essere una sorta di stimolo appunto per tutti, non solo per i calciatori, affinché appunto le cose possano andare meglio. Rinnovata la fiducia al tecnico Lello di Napoli. Sì, io il mister... Da collega cosa puoi dire? Peraltro il mister lo vedo lavorare spesso perché a Fontanelle capita insomma, che ci si incroci e insomma, non posso che ammirarlo perché comunque è un maestro di calcio. È difficile per me, che sono in qualche maniera un collega, seppure insomma, lo dico quasi tra virgolette, ecco, è difficile per me poter parlare male quindi di un collega. Sicuramente il mister sa quello che va fatto e sicuramente il mister è, mi permetto di dirlo, il meno colpevole dell'attuale situazione perché, ripeto, lo vedo lavorare, so anche il materiale che ha in mano e sono sicuro che sta facendo comunque il massimo possibile. È chiaro che anche lui probabilmente dovrà essere bravo ad andare oltre e cercare di fare anche l'impossibile se necessario e sono certo che lo farà. Parliamo di calcio giocato e adesso vediamo i risultati della giornata numero 15 in Lega Pro Girone C. L'Akragas, come detto, non ce l'ha fatta, ha perso 2-0 contro la Paganese e allora vediamo i risultati del weekend scorso. Catania Vibonese è terminata 1-0, Catanzaro Regina 1-1, Fidelisandria Virtus Francavilla 1-1, Foggia Casertana 1-1, Matera Juve sospesa al 38esimo per Nebbia sul risultato di 1-1. Melfi batte Monopoli 3-2, Messina Fondi 1-1, rigore sbagliato a Tiscione per il Fondi, Paganese batte Akragas 2-0, Siracusa Cosenza 1-0, Taranto Lecce è terminata 0-1. Dunque l'Akragas non è riuscita a portare a casa punti importanti contro la Paganese, era uno scontro salvezza. Akragas molto sfortunata, ha colpito un palo con Gomez, poi alcuni gol sbagliati sotto porta con Cocis, ma anche Longo ha avuto sullo 0-0 una palla importante per sbloccare la partita. E allora torno dai tifosi, torno a Lillo Ministeri per commentare questa sconfitta dell'Akragas 2-0 punita dai gol di Herrera e Reginaldo. Lillo, brevemente. Non dimentichiamo che ai primi 5 minuti Longo ha avuto l'occasionissima per portare l'Akragas in vantaggio. Poi se Gomez quel tiro anziché così improvvidamente, certo voleva fare gol, sono attimi, ha preso il palo e quindi siamo rimasti inchiodati sullo 0-0. Poi si sa il calcio com'è, poi alla fine questi errori o comunque queste occasioni non concretizzate poi le paghi. Poi siamo passati in svantaggio, poi sappiamo un po' tutti quello che è avvenuto, che poi siamo passati in svantaggio per un'occasione, cioè per un errore nostro, la palla è rimasta ferma lì, a centro di aria, insomma è arrivato Reginaldo e quant'altro. Dico, cioè, potremmo parlare sicuramente di qualcosa di diverso se avessimo concretizzato le occasioni che abbiamo avuto, per cui dico, io non sarei così drammatico, anche perché vedo che c'è un gruppone e poi per quello che fino adesso ho visto in casa non vedo, usando una massima di un nostro politico che già da tempo non c'è più, dico, non vedo tutti questi giganti intorno a noi, nel senso dire di questi grandi squadroni levandoci quelle 5, 6, insomma 7 squadre di testa. Poi ricordiamo che il Catania, insomma, squadre fortissime hanno stentato. Vediamo che i risultati in testa alla classifica si avvicenda Juve Stabia, Lecce, Foggia, cioè, certo ancora il campionato deve trovare una quadratura. Sì. Quello che noi sicuramente dobbiamo fare a gennaio è quello di rinforzarci. Adesso ne parleremo anche del mercato dei biancoazzurri. Perché volendo parlare della squadra, io dico questi ragazzi fanno il massimo sotto il profilo dell'impegno, corrono e quant'altro. Mancano risultati. Io ritengo che il livello tecnico non sia così scadente. Quello che manca a questa squadra è quello che la dirigenza, secondo me, sbagliando, ha dovuto o ha tolto per ragion d'essere, non lo so, l'ossatura. In una squadra simile ci vogliono 2, 3, 4 innesti di
categoria, di livello di esperienza, per far sì che le manovre in tutti i settori della squadra siano più fluide e siano più efficaci. Mister Vignieri, Paganese Akragas 2-0, Akragas molto sfortunata, gli episodi hanno fatto la differenza. Sei d'accordo? Nel calcio ad alti livelli gli episodi fanno sempre la differenza. È chiaro che la bravura di una squadra consiste nel riuscire a portare gli episodi dalla propria parte, ma è chiaro che sotto il profilo della, diciamo così, della prestazione è difficile imputare qualcosa all'Akragas, ma non solo nella partita con la Paganese. Per quello che mi è capitato di vederla, anche altre sconfitte, anche altri punti sono saltati per episodi. Mi riferisco alla partita con la Fioristandria, alla partita con la Regina. Quindi ripeto, io credo che l'Akragas sia in questo momento una squadra assolutamente in linea con quelli che sono i programmi, sicuramente in un momento di difficoltà che certamente supererà, ma non bisogna, come diceva il tifoso, non bisogna assolutamente drammatizzare e far apparire le cose peggiori di quanto non siano in realtà. Alfonso De Leo su Paganese Akragas 2-0, si aspettava tanto dai biancazzurri in questo scontro salvezza. Akragas ferma al palo perché quel palo di Gomez grida ancora vendetta. Infatti, come diceva il mister Vignieri, gli episodi sono importanti nel calcio, perché se entrava quella questa palla, volta è negativo per l'Akragas. Se entrava quella palla si parlava di risultato. O se avesse fatto gol Longo al primo minuto, poi, tra saremmo qui a parlare di un'altra partita. Tra l'altro, essendo una squadra così giovane, gli episodi si fanno sentire ancora di più. La più bella Akragas che hai visto quest'anno, Alfonso? Ci sono state partite, la partita che abbiamo espugnato a Catania è stata fantastica, quella credo che rimarrà nella storia. Però non c'è nulla da rimproverare a questi giocatori, perché danno il cuore e l'anima in campo e la maglia la sudano. Vorrei sentire Salvatore Palumbo anche su Paganese Akragas, questa sconfitta dei biancoazzurri. Te l'aspettavi? Speravi ovviamente in un punteggio diverso? Sinceramente speravamo in un punteggio diverso, però una squadra giovane che va fuori casa, magari poi al primo minuto prende il palo, già un episodio sfortunato, che vuoi, magari alla prima occasione prende gol, tutto poi diventa difficile. Complicato. Sì. Microfono per Gaetano Di Caro, Paganese Akragas 2-0. Che partita è stata, Gaetano? I numeri cosa dicono di questa partita? Ma purtroppo, qui appunto come hanno detto il resto dei colleghi, comunque gli episodi hanno dato sfavore, diciamo, all'Akragas, perché era partita bene comunque, peccato per l'azione di Lorenzo Longo, poi per un errore difensivo da parte della nostra difesa prendiamo gol. C'è stata comunque la reazione, perché poi l'Akragas ha preso il palo con Gomez e sul fine del primo tempo ha avuto anche un'altra palla gol con Longo. Nella ripresa Cocis aveva rischiato di fare 1-1, sbagli gol e poi là davanti, quando di fronte ai gente come Reginaldo e Jungo che hanno fatto la Serie A, è logico che non gli puoi lasciare degli spazi e giustamente loro ti puniscono. Purtroppo si è perso uno scontro salvezza, però certo il periodo non è dei migliori, però non bisogna fare dei drammi. Per nostra fortuna, come ho detto sempre, il girone C è molto equilibrato, tranne il Melfi. Comunque dietro Catanzaro e Regina alla fine non si sono fatte del male, il Taranto ha perso e comunque le squadre davanti a noi sono lì a pochi punti, quindi ancora è tutto aperto. Nulla è ancora perduto. Microfono per Roberto Arnone, altro super tifoso dell'Akragas. Roberto, c'era grande ottimismo, grande voglia di fare risultato prima del fischio finale di Paganese Akragas. Purtroppo è arrivata una nuova sconfitta in trasferta. Cosa salvi di questa partita come tifoso? Come tifoso di questa partita salvo poco, perché voglio dire una cosa, sicuramente non c'è un dramma da fare, però voglio dire una cosa, io a 4 giornate alla fine del girone d'andata con i se e con i ma non si va in nessun posto. Una cosa è sicuro, che dei problemi in questa squadra ci sono, non voglio entrare squisitamente sul lato tecnico perché non è mia competenza, però 7, se non erro, 7-8 pareggi in casa, abbiamo visto tutti, bravo Davide, abbiamo visto tutti il livello tecnico, quello che abbiamo visto diverse squadre allo Stadio Seneto essere a livello nostro, però
però tutti hanno portato un punto a casa, e per una squadra come l'Agrax che deve salvarsi deve fare dello Stadio Seneso il suo fortino, per cui bisogna guardarsi un attimo allo specchio, capire quali sono i problemi, perché i problemi ci sono in ogni caso, e correre subito ai ripari, perché se noi andiamo a commentare ogni partita o in casa o fuori casa, dove diciamo appunto che gli episodi fanno la partita, però è sempre contro di noi, manchiamo di esperienza, manchiamo sicuramente di uomini a centrocampo di una certa esperienza, per cui bisogna a gennaio correre ai ripari, perché così diventa difficile. Microfono per il giovane portiere dell'Under 15 Matteo Costantino, perché anche a te vorrei chiedere un giudizio sull'Akragas, sulla prima squadra allenata da Raffaele Di Napoli. Penso Cosa puoi che dire? la prima squadra sia una squadra formata da giovani, ha bisogno di tempo, è una squadra che ha bisogno di avere dei meccanismi, di trovare dei meccanismi attraverso l'allenatore, attraverso i tifosi, attraverso una mentalità diversa da quella della Serie D. Quindi passare dalla Serie D alla Lega Pro e provare quello che significa arrivare in Lega Pro, farsi un anno lì e poi riuscire a trovare, come dire, quella scelta giusta del gioco, quindi trovare anche delle scelte tecniche attraverso l'allenatore e quindi trovare un appoggio morale attraverso anche i tifosi. E senti, ti piacerebbe un giorno difendere la porta della prima squadra? Indossare la maglia numero 1 dell'Akragas? Ovviamente, nel però calcio professionistico. In questo però. momento penso di andare avanti per la mia strada, cerco di fare bene per l'Under 15 dell'Akragas, sono il capitano e credo di avere delle responsabilità diverse da altri miei compagni. Credo che sia una squadra che non merita di stare all'ultimo posto della classifica. L'Under 15? L'Under 15 ovviamente. Però è arrivata una vittoria importante, è arrivata su un una campo vittoria difficilissimo, quindi ricollegandomi con la Francavilla. vittoria per Francavilla per 2-1 possiamo dire che non merita di stare all'ultimo posto l'Akragas, perché è una squadra che fin dall'inizio ha un organico forte, abbiamo la fiducia del mister, la fiducia dei tifosi, la fiducia dei genitori che fin dall'inizio ci hanno dato quello che serve a noi, ci hanno portato dove altri genitori o altre persone non ci avrebbero portati, e quindi il merito va soprattutto a loro. Guardiamo la classifica del campionato di Lega Pro Girone C. Dopo 15 giornate in testa c'è una sola formazione, il Lecce, che punta dritto alla Serie B. Lecce che comanda la classifica con 32 punti, poi Foggia 30, Juve Stabia 29, Matera 26 punti, Cosenza 23, Francavilla 22, Fondi 21, Monopoli e Casertana 19 insieme all'Andria, poi Catania, Paganese, Siracusa 18 punti, Messina 15, Melfi 14, Akragas 14, Vibonese 14, Regina 13 punti, Taranto 12, Catanzaro ultimo con 10 punti in classifica. Mister Vigneri, è un bel campionato per quanto riguarda l'alta classifica, ma anche centro-bassa classifica c'è lotta aperta per qualsiasi traguardo. Sì, qualcuno a inizio stagione aveva definito il girone C della serie della Lega Pro in realtà una sorta di B2. Sì. Credo che i nomi delle squadre che partecipano al campionato e anche l'andamento del campionato medesimo in effetti, come dire, confermi questa idea, perché comunque sono tutte società di grido. Il campionato comunque è livellato, perché se consideriamo che dal Fondi che ha 21 punti all'Akragas tutto sommato sono 8 punti, insomma, sono 7 punti, quindi insomma in 2 partite sostanzialmente ci sono una decina di squadre. Credo che il campionato sia assolutamente un campionato da gustare, da vivere, e questo non deve far altro che appassionare ancora di più i nostri tifosi e deve invogliarli a starci vicino il più possibile. Alfonso De Leo, tifoso anche dell'Akragas, Akragas che è in zona play-out, è una brutta classifica quella dei biancoazzurri, ma c'è tanta strada ancora da fare, il campionato è ancora lungo e sono convinto che l'Akragas si salverà. Levando quelle 4 squadre che sono il Lecce, il Foggia, la Juve Stabia e il Matera, poi il campionato è livellato e credo che ci sia tutto il tempo per poter recuperare le posizioni. Cosa serve? Stando tutti uniti, dalla tifoseria alla società, alla squadra, e certamente con degli innesti a dicembre, degli innesti di serve qualcosa a questo organico, anche perché Scrugli e Aveni non ci sono più, quindi l'Akragas ha bisogno di rimpinguare l'organico. Sì, con giocatori di esperienza che diano una mano a questi giovani. Assolutamente sì. Lillo Ministeri, sentiamo un po' di tifosi sull'Akragas che è in zona play-out.
è un momentaccio per i biancoazzurri. L'Akragas non vince dalla sfida contro il Catania e pensate, a novembre l'Akragas ha ottenuto soltanto 2 punti. Adesso arriva il mese di dicembre. Lo so, cosa possiamo augurarci? Lo so, arriva il mese di dicembre e prima che noi ci riunissimo si sta riaprendo anche il mercato. Prima che ci riunissimo in trasmissione, mi pare che abbiamo commentato che abbiamo un calendario del tutto non facile. Assolutamente sì. Anche perché ritengo, guardando sabato la Casertana, martedì in casa il Cosenza, poi si va in casa della Juve Stabia. L'ultima di dicembre mi pare che con Lecce sarebbe la seconda. Il 30 dicembre Akragas Lecce all'Esseneto. Che devo dirti? Il girone d'andata abbiamo avuto tutte le facili in casa, diciamo, giusto? Gli scontri diretti. È sorprendente, io vedo il Francavilla messo lì praticamente a ridosso delle prime. Poi, che dire, anche del Fondi, secondo me, è una sorpresa. Anche la rivelazione del campionato. Anche se poi ho visto che quando hanno giocato con noi sono usciti molto bene fuori. C'è Tiscione, insomma, che non so quando sarà, vedremo di nuovo all'Esseneto. Dico, che dire, dico, la situazione non è che è così disastrosa, anche perché non mi sembra che l'anno scorso, in questo periodo, a che giornata siamo? Ricordami. 15ª giornata. 15ª giornata. Arriva la 16ª. L'anno scorso sabato. Noi perdemmo, mi pare, o la prima di ritorno col Matera 4-1 in casa, avevamo 16 punti, quando poi le Grottaglie andò via, no? Quindi dico, siamo vicini lì per lì. È vero che il campionato quest'anno è di 38 partite, perché sono 20 squadre, non sono 18 come l'anno scorso, quindi è più lungo. Quindi secondo me, a rigor di logica, la media dovrebbe in un certo qual modo livellarsi ancora di più. Però secondo me principalmente quello che serve è la serenità, Davide, perché senza serenità non si va da nessun posto. Quindi speriamo che immediatamente troviamo un assetto societario che ci dia una condizione sicuramente più tranquilla. E poi che spero con tutto il cuore che a gennaio tecnicamente la squadra si rinforzi con qualche innesto Cosa di serve, valore. Secondo il tifoso Lillo Ministeri? Nel mercato di gennaio, i consigli chi non può rimpiangere le giocate di Grazia, di Piazza e le geometrie di Zibert, cioè voglio dire Muscat e Dulgerov e Vicente. Mi pare che la difesa questo secondo me è stato un errore, togliere difesa. tutti, almeno uno come Vicente, voglio dire, in questa politica poteva essere tenuto. Comunque è stata questa, oramai è inutile parlare, fare polemiche di quello che è successo e di quello che è avvenuto. Dico, qualche innesto che possa portarci un po' di lustro nei settori nevralgici del campo per quanto riguarda il calcio giocato, secondo me sono indispensabili. Che una punta che debba fare qualche gol per poterci portare alla salvezza deve assolutamente esserci. A centrocampo lo sappiamo un po' come siamo, quindi. Sentiamo Gaetano Di Caro anche sulla classifica dell'Akragas, che inizia un po' a farsi preoccupante, siamo in zona play-out, però ci sono ancora tantissime partite da giocare e poi c'è il mercato di riparazione di gennaio. Sì, sicuramente l'hanno detto come ha detto Alessi, ma anche come l'ha ribadito lo stesso Tirri, arriveranno giocatori anche per rafforzare la squadra, sia anche per 3/4 giocatori, uno per esperienza, non giovani, uno per comunque per ogni reparto, perché se comunque consideriamo manca il terzino Scrugli, quindi arriverà un esterno destro, al posto di Aveni, Aveni, difesa ma anche un'ala destra, anche sicuramente arriverà un vice Aveni, dunque un esterno anche un offensivo, centrocampista, uno per ogni reparto, comunque ne arriverà. Sono queste un po' le idee di mercato di Peppino Tirri. Sì, però io penso che comunque attualmente comunque il mercato è chiuso, quindi penso che sia inutile adesso parlare di mercato. Comunque ancora ci sono delle partite da giocare, il mercato si riapre a gennaio, quindi la società sa cosa deve fare, lo ha dichiarato lo stesso, come ho detto prima, Alessi e Tirri, quindi penso che dobbiamo concentrarci principalmente sul campionato. Attualmente siamo questi giocatori, quindi non si possono cambiare, bisogna andare avanti fino a fine dicembre e cercare di fare più punti possibili. Poi a gennaio, con l'arrivo dei nuovi acquisti, sappiamo tutti che il mercato regalerà tanti giocatori anche alle altre squadre che la sforzeranno e quindi ci sarà un altro diciamo, girone completamente, un nuovo campionato si riaprirà. Concordo con te. E passo la parola anche a Roberto Arnone, perché a gennaio con il mercato di riparazione inizia tutto un altro girone, anche per le squadre che vogliono vincere il campionato.
Sicuramente, come hai detto tu poc'anzi, ci sono ancora tante partite, 4 alla chiusura del girone d'andata e poi tutto un girone di ritorno. Tutte le squadre si rinforzeranno, per cui la linea sarà questa. Però non dobbiamo dimenticare che, come ha detto poc'anzi l'amico Lillo, abbiamo un calendario abbastanza difficile, perché nel girone di ritorno, se qualcuno lo dimentica, in casa allo Stadio Seneto verranno le prime della classe tutte. Dico, non è un calendario sicuramente, e fuori casa avremo gli scontri, e fuori casa avremo salvezza. tanti scontri salvezza, per cui un calendario molto proibitivo. 2 derby siciliani in casa, Bravissimo, contro Catania e Siracusa, andremo a Messina. Pertanto, insomma, il bello, il meglio deve ancora venire, come canta Liga 2. Pertanto dico, come ha detto un istante fa l'amico Gaetano, cerchiamo di concentrarci per queste 4 gare che rimangono. Sarà importante muovere la classifica e fare punti, perché poi diventa ancora più difficile. Poi quando si aprirà il mercato di riparazione sicuramente a centrocampo ci vorrà qualcosa, perché lì è il punto nevralgico, le partite si giocano e si vincono a centrocampo. La Grasse aveva bisogno sicuramente di 3 innesti di qualità, di esperienza, che possano veramente traghettare questa squadra alla salvezza. Prima di parlare del prossimo turno, sabato l'Akragas affronterà in trasferta la Casertana. Apriamo una parentesi sul settore giovanile dei biancoazzurri, perché in studio abbiamo validi rappresentanti. Parliamo dell'Under 15 dell'Akragas con il tecnico Giuseppe Vignieri. È arrivata una vittoria bellissima, sì, importante, contro la Virtus Francavilla, sì, nel turno precedente. Finalmente ci voleva. Sì, Davide, ma noi state raccogliendo i frutti di un duro, umile, sì, lavoro. Decisamente sì, Davide. Noi abbiamo iniziato il percorso a fine agosto e io avevo detto ai ragazzi, noi stiamo scegliendo una strada lunga e difficile e quindi avremo bisogno di tempo, ma sappiate che quando avremo compiuto l'opera, ci toglieremo delle grosse soddisfazioni. Ecco, io credo che adesso la fase di rodaggio, diciamo così, sia terminata e che da ora in avanti sicuramente riusciremo a raccogliere i frutti. Lo abbiamo già iniziato a fare domenica con una vittoria contro una squadra davvero attrezzata, aveva 10 punti più di noi, quindi comunque appunto una società avanti. Siamo andati a giocare con personalità, siamo riusciti a imporre il nostro gioco, abbiamo anche cambiato qualcosina a livello tattico negli ultimi 15 giorni e devo dire che questi ragazzi sono delle spugne, perché rispondono in maniera eccezionale a qualsiasi input, a qualsiasi stimolo, a qualsiasi sollecitazione che sia tecnica, tattica e anche umana, perché comunque è un'età difficile. E ripeto, sono sicuro che quella di domenica non sia una cattedrale nel deserto, ma è soltanto la prima di tante vittorie, fermo restando che le nostre vittorie poi sono riuscire a formare dei piccoli calciatori, quindi a prescindere dal risultato domenicale la soddisfazione c'è, perché il gruppo che si è radunato il 22 agosto e il gruppo che oggi ha concluso l'allenamento sicuramente è diverso, inteso come, diciamo, espressione, perché poi nelle persone fisiche sono loro, è diverso e la crescita è talmente evidente che è innegabile. Insomma. Tu c'eri anche l'anno scorso nel primo torneo dell'Akragas in Lega Pro, sì, riconfermato, perché hai lavorato benissimo anche nella scorsa stagione. Le differenze che noti tra la scorsa stagione e quella di quest'anno? Intanto bisogna dire che l'anno scorso... Anche a livello societario dell'Akragas. Sì, allora innanzitutto parlando del campionato, l'anno scorso il campionato era sicuramente un po' più difficile perché coinvolgeva anche le società di Serie A e Serie B, quindi ti ritrovavi nel girone società come il Palermo, come il Trapani, come la Salernitana, per cui è chiaro che, come dire, il grado di competitività era particolarmente alto. Non di meno quest'anno, perché comunque ci sono società di un certo livello anche qui. Dal punto di vista societario è chiaro e anche qui è evidente come l'Akragas sia cresciuta. Sicuramente un anno di esperienza in più ha fatto in modo che le idee siano più chiare, che si programmi in maniera più efficace e stiamo raccogliendo i frutti non soltanto noi dell'Under 15, ma anche, mi permetto di citare, due colleghi, Franco Manganello dell'Under 17 e il mister Accursio della Berretti, che stanno facendo davvero un altro ottimo lavoro, e per me è un onore essere, diciamo, in un parco allenatori così importante che annovera appunto realtà come Accursio Sclafani e Franco Manganello. Come avete selezionato l'organico dell'Under 15?
Ma io credo che in questo la provincia di Agrigento debba essere orgogliosa, perché noi siamo una vera e propria espressione della provincia agrigentina. Non abbiamo atleti di fuori della provincia e anzi, dirò di più, sono praticamente tutti dell'Interland agrigentino, perché tranne un riberese, che è il più distante, diciamo così, poi tra Porto Empedocle, Favara, Palma di Montechiaro si concentra insomma il grosso della nostra rosa, oltre che appunto Agrigento città. Quindi anche questo non deve fare altro che inorgoglire noi, inorgoglire la città, inorgoglire questi ragazzi, perché sai, formare delle rose competitive pescando qua e là è facile, ma riuscire a selezionare i ragazzi rifacendosi soltanto all'ambito territoriale di appartenenza non è semplice. L'Agragas ci è riuscita e noi stiamo cercando di tirare fuori il meglio dal materiale umano che ci ha messo a disposizione. Vorrei sentire Alfonso De Leo, dirigente accompagnatore dell'Under 15 dell'Agragas, nonché tifosissimo della formazione bianco-azzurra. Intanto ti chiedo, per te cosa rappresenta, cosa vuol dire essere un dirigente accompagnatore dell'Agragas Under 15? A me mi fa tanto onore rappresentare questi giovani, perché Davide fanno veramente tanti sacrifici, partenze alle 7 di mattino, farsi 13 ore di autobus, arrivare in nottata, poi l'indomani mattina andare a giocare e ripartire non è facile, e questi piccoli giocatori stanno dimostrando di avere veramente professionalità, lasciando i giochi, lasciando la ragazza, e devo dire che è un ottimo gruppo ben affiatato e non è facile a questa età trovare questo tipo di ragazzi. Sul girone che giudizio puoi darmi sul girone dell'Under 15? Tante squadre blasonate del calcio italiano. Ti posso dire che abbiamo meno punti di quelli che dovremmo avere. La classifica è bugiardissima. Sì, è vero. Almeno ci mancano 8 punti. Vorrei sentire Salvatore Palumbo sulle strutture, perché a voi mancano le strutture dove poter fare degli allenamenti idonei, specifici, per far crescere nel migliore dei modi calcisticamente il giovane. Sì, quello è un problema che abbiamo avuto noi, perché una volta che ci siamo la squadra, sia gli allievi, sia Berretti, sia noi, ci alleniamo a volte in un campo che è quello di Fontanelle, siamo 2 squadre ad allenarci là. Non è che sia tanto il massimo. Purtroppo Agrigento è carente e magari poi andiamo alla struttura dell'Atena, che è una struttura calcio a 8, sì. E non è che sia una cosa così che noi possiamo fare tattiche, solo un po' di rapidità, facciamo un po' di tecnica, però non possiamo fare la partitella a 11, sì, insomma, abbiamo qualche problema e ce l'abbiamo. Però il livello della squadra è buono? Su quello il livello è buono, perché i ragazzi, vedi, noi abbiamo 5 punti, però noi, secondo me, dobbiamo avere, ne avessimo fatto di più, 15 punti sicuramente noi l'avessimo avere noi, sì. Perché di tutto quello che noi abbiamo, diciamo, seminato, abbiamo raccolto poco. Che se tu vedi tu a Fontanelle, noi quando ci alleniamo, noi ci alleniamo seriamente. Assolutamente. C'è i ragazzi che vengono di Arcarafriddi, che vengono di Ribera con la pioggia, finiscono la scuola alle 2, già alle 3 sono già a Piazzale Russella, andarla a prendere, insomma, fanno dei sacrifici. E domenica, quando abbiamo fatto la prima vittoria, non ti nascondo che io e il mister Vignere ci siamo messi pure a piangere, sai? Dalla contentezza alla gioia. Noi vedevamo uscire questi ragazzi che non meritavano di perdere, con il bronzo in faccia. Certo, e guarda, questa cosa qui dava fastidio. Poi finalmente domenica è arrivata la prima vittoria e speriamo che sia... E sentiamo il capitano e portiere dell'Under 15, Matteo Costantino. Che sapore ha questa prima vittoria dell'Agragas Under 15 su un campo difficile come quello del Francavilla? Aspettavamo da tanto e con ansia questa vittoria, infatti fin dal primo allenamento il mister ci ha sempre detto che era un campionato difficile, anche perché mister Vignere ha avuto esperienza l'anno scorso e abbiamo avuto fiducia nel mister, abbiamo avuto fiducia tutto lo staff, a partire dagli allievi, dalla Berretti, che siamo sempre partiti insieme agli allievi appunto, e quindi possiamo dire che comunque è una squadra con un organico forte. Io da capitano posso dirvi che è una grande squadra, è una squadra che merita di arrivare più in alto di quanto è in questo momento, quindi l'ultimo posto da oggi in poi speriamo che non sia solamente nella classifica, ma che più avanti si va più la nostra squadra può crescere, anche il nome dell'Agragas.
Mister Vigneri, cosa No, vuole io aggiungere? sono orgoglioso perché sento parlare il capitano, ma vi assicuro che parlerebbe così chiunque, qualsiasi altro componente della mia squadra. Ripeto, sono orgoglioso perché, innanzitutto perché questi ragazzi davvero hanno seminato dal 22 agosto in maniera ininterrotta. Io vedo i sacrifici che veramente profondono ogni giorno e certe volte, come dire, quasi mi commuovo per gli sforzi, no? Che fanno. Sicuramente Matteo, a parte che dimentica che ultimi non siamo in realtà, perché domenica con la vittoria siamo riusciti a scavalcare già la regina, posto. quindi appunto innanzitutto questo primo passo è stato compiuto. Ripeto, adesso noi dobbiamo stare sereni, non eravamo brocchi prima, non siamo fenomeni adesso, piedi per terra. Ripeto, sono certo che da ora in avanti ci toglieremo anche le soddisfazioni dal punto di vista dei risultati, ma la cosa importante è continuare sulla strada che abbiamo iniziato a percorrere il 22 agosto e, come il capitano ha dimostrato con le sue parole, è quello che sicuramente faremo e stanno facendo. Torniamo a parlare del campionato di Lega Pro Girone C, le gare della giornata numero 16. Le gare sono in programma sabato, queste le partite in calendario. L'Acragas giocherà fuori casa contro la Casertana, poi Cosenza, Catania, Fiderisandria, Fondi Fiderisandria, Juve Stabia, Virtus Francavilla, Lecce Matera, il big match della giornata numero 16, poi Melfi Messina, Monopoli Taranto, Regina Foggia, Siracusa Catanzaro, Vibonese Paganese. E allora l'Acragas giocherà fuori casa contro la Casertana. Torno al Lillo Ministeri per sentire da te parlare di Acragas, di che cosa possiamo parlare. cosa possiamo aspettarci da questa partita. Penso che la Casertana sia ancora più una brutta gatta da pelare rispetto Tra alla l'altro Paganese. ha pareggiato domenica scorsa sul campo del Foggia per 1-1, giocando anche una buona partita. Sì, ma mi sembra che tutto l'andamento del campionato della Casertana non sia stato per nulla soddisfacente, per cui, sai, in questo momento che noi siamo così in crisi, loro ci aspettano come se dovessero fare un sol boccone, quindi hanno detto servirà a sbloccare subito la partita contro l'Acragas, perché l'Acragas andiamo lì, è una squadra dura a morire. Secondo me un po' accorti, cercando di fare di necessità virtù. La necessità oggi che noi abbiamo è quella di fare punti, assolutamente. Quindi mi auguro muovere la classifica. Mi auguro che ci sia una bellissima sorpresa, ma in mancanza di ciò che magari riusciamo a portare un punticino che smuove un poco la classifica. Poi per quanto riguarda il resto degli altri incontri, sì, ho l'impressione che ci sarà qualche sorpresa. Del tipo? Ma non lo so, Regina Foggia per esempio mi sembra una partita da attenzionare. Poi chiaramente ci sono gli scontri, Melfi e Messina, da lì potrebbe uscire qualche risultato sicuramente che potrebbe farci comodo. Il Siracusa non vedo dove va, a Catanzaro, quindi c'è un altro scontro per la salvezza. Quindi mi auguro che da queste partite, dall'esito della partita con la Casertana, possa succedere qualcosa di positivo. Conosciamo i numeri della Casertana con l'esperto dei numeri Gaetano Di Caro, che ha studiato per forzaacragas.it la Casertana. L'anno scorso finì 4-0 per la Casertana, ma era un Acragas con tanti infortuni. Sì, sia all'andata che al ritorno. Diciamo che a Caserta proprio l'Acragas non ha avuto mai tanta fortuna, però chissà che magari non possa arrivare domenica un successo anche per sbloccare questo trend negativo. Diciamo che la Casertana rispetto allo scorso anno è una squadra che in un certo senso sì, si è ridimensionata per quanto riguarda comunque gli obiettivi, ha confermato alcuni giocatori, ne ha presi parecchi anche giovani ma allo stesso tempo anche esperti. Diciamo che comunque quest'anno loro hanno conquistato 21 punti, anche se in classifica ne hanno 19 perché hanno avuto 2 punti di penalizzazione. Hanno un allenatore che comunque conosce bene diciamo, Caserta, perché è stato molti anni come vice allenatore e lo scorso anno ha guidato proprio la Casertana in 3 gare,
tra cui una proprio la partita vinta 4-0 quando era stato esonerato Romaniello prima Contro che... l'Akragas, sì. E diciamo che comunque in casa è una squadra che ha totalizzato 10 punti, ma che in campionato comunque ha saputo far male a squadre come Foggia, pareggiando, ha pareggiato anche contro la Juve Stabia, è andato a fare anche il risultato a Lecce per 0-0. Diciamo che è una squadra comunque che, vabbè, non la scopriamo adesso, conosce abbastanza bene la categoria. Akragas che tra l'altro oggi ha giocato e vinto brillantemente un amichevole contro la Cavese Juniores, la partita è giocata presso l'impianto sportivo di Cava dei Tirreni. L'Akragas che ha vinto 7-0, 4 gol nel primo tempo di Gomez e nella ripresa è entrato e ha giocato molto bene e ha segnato 3 gol Francesco Salvemini. Dunque Roberto Arnone, questo fa ben sperare per il ritorno intanto di Salvemini, attaccante di categoria molto importante che è mancato all'Akragas per parecchio tempo per infortunio. Sicuramente. Un'altra arma in più per l'Ello di Napoli. Sicuramente. Di Salvemini. Quello che è mancato all'Akragas fino ad oggi sono anche, come dire, le reti degli esterni dell'Akragas, per cui siamo latitanti in attacco perché non segna nessuno. Comunque domenica ci aspetta un'altra battaglia, sabato scusami, un'altra partita molto difficile, una squadra esperta, però siamo obbligati, come dicono quegli amici, a fare il risultato, almeno non perdere, perché dobbiamo fare punti e muovere la classifica. Giuseppe Vignieri, serve fare punti contro la Casertana, l'Akragas, doppia trasferta per l'Akragas in terra campana, sconfitta con la Paganese, adesso arriva la partita contro la Casertana. Guarda Davide, sicuramente come dicevano anche gli amici tifosi il calendario delle prossime giornate non è dei migliori sulla carta, però siccome il calcio purtroppo, anzi meno male, non si gioca sulla carta ma si gioca sul campo di calcio, io credo che l'Akragas possa anche nelle prossime partite racimolare quei punti tali da potersi mantenere, come dire, a galla e poi abbiamo già detto quando ricomincerà il campionato dopo il mercato di riparazione, portare a casa nuovamente la categoria. Non drammatizzerei, nel senso che non vedo l'Akragas spacciato o vittima sacrificale delle prossime sfide, anzi sono convinto che già la domenica sul campo della Casertana possa esserci un risultato positivo. Che gara ti aspetti contro la Casertana? Sarà un Akragas guardinga che proverà a colpire di rimessa oppure l'Akragas che, come dice sempre, di Napoli giocherà a viso aperto? Io credo che la mentalità del mister sia quella, quindi è difficile che possa in qualche maniera rintanarsi e cercare poi soltanto di colpire di rimessa. È chiaro anche che nei momenti di difficoltà, quando mancano le certezze, e qui probabilmente mi esprimo più da tecnico, la cosa più funzionale, ecco, da fare è in qualche maniera preparare una partita dove per prima non le prendi, per prima cosa non le prendi e poi chiaramente con criterio cerchi di andare a colpire l'avversario nel momento migliore. Per cui probabilmente, ecco, la cosa che servirà sabato sarà un mix tra l'Akragas aggressiva e che cerca di imporsi e l'Akragas che invece riesce a interpretare il momento e magari come dire, mettersi lì, soffrire per cercare di colpire nel momento migliore. Tra l'altro oggi in amichevole mister di Napoli ha provato la difesa a 4, ha provato un 4-3-3 con Cocuzza esterno a destra, Longo esterno a sinistra, ma si sono anche invertiti, Gomez punta centrale, il 3 a centrocampo Zanini, Palmiero e Salandria perché sarà squalificato Pezzella, in difesa i 4 sono stati fuori Tiago, Carillo, Riggio, Marino e Russo che torna anche lui a disposizione. L'Akragas ha tutti gli effettivi a disposizione. Ecco, anche il recupero di tutti gli effettivi sicuramente potrà essere un'arma in più perché probabilmente fino adesso non è mai riuscito il mister di Napoli a schierare quella che nella sua testa sarebbe stata la formazione ideale. Adesso con il recupero, a parte Scrugli insomma di lungo corso, con il recupero degli effettivi sicuramente potrà esprimere la propria idea di calcio nel miglior modo possibile. Alfonso De Leo, Casertana Akragas, passiamo il microfono ad Alfonso De Leo. Vabbè, da tifoso bisogna aspettarsi, anche un pareggio andrebbe bene, la butto lì, dai. È importante smuovere la classifica, Davide. Assolutamente sì. E speriamo che l'assenza di Pezzella non si faccia sentire, perché a centrocampo è l'uomo di esperienza di questa squadra. C'è Palmiero che sta attraversando un ottimo stato di forma. Sì,
Però Zanini è tornato, Cocuzza c'è. Pezzella è uno che si fa sentire dentro il campo. Sì, assolutamente sì. Sentiamo anche Salvatore Palumbo su Casertana Akragas. Cosa Ti devo chiedo anche dire? un pronostico su questa Noi partita. ci auguriamo che andiamo a fare il risultato. Bisogna fare il risultato. Bisogna fare il risultato, perché già muovere, come hai detto tu poco fa, già non perdere sia un risultato questo momento positivo. è fondamentale, certo, così magari si anche muove per da fiducia, magari dare poi fiducia a tutto l'ambiente. tutto l'ambiente che vuoi, e già vai a fare il risultato a Casertana, insomma, è un bel risultato. Però mi auguro che un bel risultato, magari un bel pareggio. Un bel pareggio. Matteo Costantino, portiere dell'Under 15, anche capitano, tu guarderai la partita attraverso SportTube, Certo. farai il tifo per bianco-azzurri, soprattutto per il portiere Pane, che possa veramente fare la differenza. Spero che farà bene, è una partita difficile, è una partita che per un portiere ha una tensione maggiore, perché comunque il portiere fino al 90° ha delle responsabilità che altri giocatori non hanno, quindi spero faccia bene. Se spero sbaglia un che attaccante va bene, ma se sbaglia il portiere è un ruolo è difficile che evitare il lo gol. posso dire io, come lo possono dire altri portieri, è un ruolo che fino al 90° ti tiene alle spine, e comunque è un ruolo Assolutamente che sì. hai delle responsabilità troppo importanti. Senti Matteo, a chi ti ispiri come portiere? Chi è il tuo idolo? Il mio idolo è sempre stato Buffon, fin da piccolo, tifo Juventus. Accanto c'è un interista, stai attento. Walter Zenga, mi ricordo, è stato un grande portiere lì. L'uomo ragno. Non punto a piani alti, spero di fare la mia carriera al migliore dei modi, spero di costruirmi una vita che mi possa dare delle soddisfazioni. Gioco a calcio da 8 anni e spero di colmare questo mio sogno con il passare del tempo. Dunque abbiamo detto che sabato c'è il turno numero 16, ma poi si torna subito in campo, giorno martedì prossimo 6 dicembre, giornata numero 17, e l'Akragas ospiterà il Cosenza. Vediamo anche il quadro della giornata numero 17 in programma martedì 6 dicembre. Queste le partite: Akragas Cosenza ore 14:30, Stadio Senato del Agrigento, poi Catania, Monopoli, Catanzaro Vibonese, Fidelisandria, Juve Stabia, Foggia, Fondi, Matera Casertana, Messina Lecce, che bella partita, Paganese Siracusa, Taranto Melfi e poi Virtus Francavilla Regina. Dunque, dopo la sfida contro la Casertana si ritorna ad Agrigento per preparare un'altra sfida incredibile, pazzesca, contro il Cosenza. Mister Vigneri, poco tempo per preparare un altro scontro salvezza. Lo dicevamo prima, appunto il calendario in questo momento non sorride, però l'Akragas il mister saprà cosa fare al ritorno da Caserta. Sicuramente in 2 giorni è difficile andare a preparare una partita sotto il profilo tecnico-tattico, generalmente si va a intervenire più che altro sulla componente Ecco perché mentale. serve allora fare il risultato a Caserta, anche per per aumentare l'autostima e poi preparare da solo la partita contro il Cosenza. Sì, appunto la partita col Cosenza si prepara più mentalmente Bravo, che sul campo, perché comunque tra il recupero fisiologico che bisogna concedere e quei 2 giorni che hai prima del match, dei quali uno comunque lo spendi quasi sempre per la rifinitura, insomma ripeto è difficile andare a intervenire in maniera tecnico-tattica, però a livello psicologico sì, e a livello psicologico aiuterebbe certamente un risultato positivo sabato, quindi credo che le 2 partite siano strettamente correlate. Pensi che mister di Napoli farà turnover nella gara contro la Casertana per pensare alla sfida contro il Cosenza davanti al nostro pubblico? Ma penso che il mister ragiona... Non si faranno calcoli secondo te? Sì, non si fanno calcoli in questi casi perché il mister ragiona partita dopo partita e credo che cercherà semplicemente di mettere in campo i migliori 11 possibili e che ispirano maggiore fiducia a lui relativamente appunto alla partita che va ad affrontare. Domenica Regina Akragas Under 15. Sì, abbiamo una seconda trasferta, quindi siamo alla seconda trasferta consecutiva, andiamo a Reggio Calabria carichi, convinti e ripeto, cercheremo semplicemente di continuare a mettere in pratica quello che prepariamo durante la settimana. Il nostro percorso è ormai alla svolta, i ragazzi sono pronti, hanno capito quello che è il mio modo di intendere il calcio, lo riescono a mettere in pratica molto bene la domenica. Finora è mancato il risultato, adesso è arrivato anche quello. Come ho detto prima, serenità, umiltà, testa bassa e affrontiamo la partita come se fosse una finale. Io ho detto ai ragazzi, ogni partita per noi deve essere una finale, perché è un privilegio giocare a questi livelli, è un privilegio che molti non avranno mai, non hanno e non avranno mai di partecipare a un campionato professionistico. Loro ce l'hanno e devono, quello che chiedo io, che chiede tutto lo staff è sempre di uscire a testa alta e con la maglia sudata.
Bene. Questo andremo a fare a Reggio Siamo Calabria. giunti al termine, ti ringrazio per la presenza qui Grazie all'Osservatorio a te, Davide. Acragas, grazie al mister Giuseppe Vignieri, grazie di cuore, ringrazio anche Alfonso De Leo, il dirigente accompagnatore dell'Under 15. Passiamo al microfono ad Alfonso che fa i saluti finali. Allora, grazie di cuore, in bocca al lupo per questa esperienza anche a dirigente accompagnatore dell'Acragas Under 15. Ringrazio anche te per l'invito. È un piacere. Salvatore Palumbo, grazie anche a lei per la sua presenza qui in studio, collaboratore di Giuseppe Vignieri, in bocca al lupo anche a lei per questa esperienza calcistica. Una bella esperienza. E grazie anche al capitano Under 15, portiere dell'Acragas Matteo Costantino. Grazie di cuore. Lillo Ministeri, grazie per la tua presenza, auguriamoci, è un piacere averti tra di noi. Se mi dai 2 minuti finali, proprio perché io vorrei rinnovare l'invito a tutto l'ambiente e a tutta la tifoseria per far sì che col Cosenza in casa ritorni finalmente, non dico proprio il pubblico delle grandi occasioni, ma un pubblico sicuramente che si fa sentire, che fa sentire il proprio calore alla squadra e da far sì così di raggiungere una bella vittoria, scacciacquisi, in modo da poter affrontare il proseguo del campionato sotto i migliori auspici. Condivido ogni parola, Lillo Ministeri, grazie di cuore per la tua presenza e forza Acragas. Grazie Davide, forza. Gaetano Di Caro di forzaacragas.it, grazie anche a te per la tua presenza e grazie anche al super tifoso Roberto Arnone, grazie ancora per la tua disponibilità ad essere presente tra di noi. Onorato, grazie a te Davide. Ci vediamo martedì allo Stadio Seneto a tifare Acragas. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie di cuore, appuntamento a mercoledì prossimo, forza Acragas, arrivederci.